Ed eccoci qui di nuovo assieme ad ore 7, è arrivato il momento dell'ospite, ci colleghiamo via Skype con il sindaco di Ruda, Franco Lenarduzzi, buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti i telespettatori. Bene, partiamo subito tracciando appunto questo focus sul territorio di Ruda con il bilancio Covid. Lo chiediamo sempre a tutti i sindaci per capire com'è al momento la situazione anche a Ruda, sia per quanto riguarda i contagi, ma sia per quanto riguarda quelli che sono i vostri lavori, le vostre idee, per quanto riguarda appunto questo momento d'emergenza. Partiamo dai numeri. I numeri purtroppo sono ancora alti, abbiamo ancora la preoccupazione che questa ondata non si sia fermata. Grazie alle attività che abbiamo svolto sia come volontari della protezione civile nel centro della protezione civile comunale che con l'impegno di 14 medici di base che si sono coordinati assieme a 4 pediatri, abbiamo realizzato quello che è stato il primo centro tamponi della regione e ogni giorno si effettuavano 40 tamponi. I primi tempi di 40 tamponi un quarto venivano rilevati positivi, quindi era molto alto, anche se la tracciabilità veniva effettuata tra le persone che erano già individuate, diciamo, come a rischio, essendo familiari magari di persone già positive. Però il dato era che la percentuale era alta. Questo ha permesso però di intervenire sul territorio e di isolare, mettendo in quarantena quelle persone che magari erano positive e non sapevano di essere perché stavano bene. Abbiamo ottenuto questo risultato molto importante con questo centro e cerchiamo adesso di continuare cercando magari di attrezzare quando sarà possibile anche questo servizio per una seconda fase. Certo. Magari facendolo diventare proprio centro per fare i vaccini. Abbiamo organizzato la sede della protezione civile in maniera tale che può essere proprio attrezzata per fare questa attività assieme ai volontari della protezione civile di tutto il distretto d'Estratorre. Quindi vi è stato di grande aiuto questo primo centro tamponi dal punto di vista del vostro territorio e dei comuni limitrofi, immagino. Sì, assolutamente, è stato di aiuto proprio per i motivi che ho detto. Adesso si tratta sempre di guardare avanti e di prendere tutte le misure necessarie per arginare in questa fase il virus e consentire alle vaccinazioni di fare numero. Partiamo adesso a parlare dei progetti del comune, dell'amministrazione comunale di Ruda. Partiamo da quelli sociali con sono dei progetti contro la solitudine. Ce ne parli tu nel dettaglio, di cosa si tratta? Volentieri, noi da 4 anni, sostanzialmente 2017, abbiamo iniziato un progetto, poi si è un po' fermato proprio nel periodo del Covid, che si chiama tuttora perché intendiamo portarlo avanti, Vivi Ruda, ed è un progetto che mira a sconfiggere la solitudine non voluta. Adesso cominciamo a parlare di questo tema, però effettivamente avere la consapevolezza nelle nostre comunità che è un problema il fatto di rimanere soli, e soli non significa soli per scelta. Uno dice sto bene a casa, mi leggo un libro e basta. Soli perché ci si sente soli. Ecco, analizzare questo problema, capire quante sono le persone a rischio di questo, a essere, come dire, a trovarsi in questa condizione e capire anche che la solitudine non è benessere della persona, ma può creare essere veicolo di altre problematiche. Mi si dice che c'è problema con l'audio, ma io vedo che l'audio funziona. Sì, tutto ok, ti sentiamo. Forse è il collegamento. È importante capire perché tanti fattori possono essere collegati poi al fattore della solitudine, diventare depressione, diventare problema di alcolismo, diventare altre insorgenze di altre patologie. Riuscire a lavorare nella socialità, nel sociale, nella comunità, significa evitare che questi diventino problemi sanitari e magari dopo anche avere costi per risolvere. Certo. Io
avevo preparato anche delle immagini, oltre alle foto che ci avevi inviato tu, anche delle immagini del tuo territorio, per far vedere anche Ruda e le vostre bellezze, ma per parlare anche delle diverse opere pubbliche che avete in progetto. Partiamo da un museo. Io ho le immagini del museo Amideria Chiozza, dico giusto il nome, corretto? Perché le ho viste nelle Tra immagini le che avevamo... varie cose, l'ex Amideria Chiozza Ecco, vorrà diventare anche un museo, sì. ecco, abbiamo le immagini, video, dico al mio regista, ho proprio preparato i video, non le foto, ma comunque vanno bene anche le foto. E che progetti avete per quanto riguarda appunto, c'è una gara di progettazione? Eh sì, l'Amideria Chiozza è una struttura di grandissima importanza come archeologia industriale ed è anche molto imponente. Siamo riusciti ad ottenere un ottimo finanziamento dal MIBAC, dal Ministero della Cultura, attraverso i fondi CIPE, di 4 milioni e 8 e stiamo facendo un accordo con la sovrintendenza per un ulteriore intervento di 1 milione e 9 che permetterà attraverso questi fondi di realizzare almeno il recupero parziale della amideria, almeno il restauro complessivo, perlomeno non fermare il degrado. E questo è stato un impegno importantissimo per la nostra amministrazione, essendo anche un piccolo comune, riuscire a fare una gara di progettazione europea che abbiamo concluso in questi giorni e poi dovremo fare alla fine della progettazione anche la gara di affidamento dei lavori. Però l'Amideria è destinata a diventare un punto, come dire, importante di relazione nell'ambito del territorio. Ricordiamo che Ruda è proprio tra Aquileia e Palmanò, sono 2 città UNESCO, quindi avere anche all'Amideria come complesso che è proprio equidistante credo che possa essere molto utile per fruire il territorio delle sue complessità. Nel video che ho preparato c'era anche l'immagine proprio di Villa Antonini a Sacireto, anche lì c'è un progetto in ballo. Sì, lì ecco, più che un progetto è come dire, un tentativo di continuare ad attrarre l'attenzione. Da 4 anni lo stiamo facendo, raccogliendo anche in questo momento delle firme. Io ho sistemato tutto Sacileto, ho fatto 3 interventi tra asfalti, marciapiedi, eccetera. Ma questa villa, che è una villa del 500, palladiana, rischia di crollare e per una vicenda burocratica di proprietà che sono interfacciate, sequestri, problemi di carattere proprio, comprendo, burocratico, però dall'altra parte anche se non riusciamo a sbrogliare queste matasse pensiamo di perdere qualcosa di veramente eccezionale che è una villa del 500 della scuola palladiana. In questo momento c'è diverse proprietà, tra cui anche il demanio dello Stato, ma non riusciamo ad aiutare un percorso affinché si sciolga e possa essere riqualificata la vita. La villa è salvata, la vedete bellissima nelle immagini. Tra l'altro è della famiglia collegata a Antonini del Palazzo Patriarcale di Udine. Tante le opere pubbliche, una rotonda con FVG strade, marciapiedi, insomma tante cose avete in piedi. Poi c'è un murales di Pasolini che avevo preparato nelle immagini, chiedo alla regia di proporre, perché è bello che oltre a parlarne il sindaco scorrano anche le immagini per far vedere queste bellezze di Ruda. Insomma ci sono tante cose in programma e c'è anche in programma cioè il sindaco si ricandida, c'è anche questo in programma tra tutto, anche per portare a termine diversi progetti che non si riescono a terminare in un mandato solo, vero? È vero, 5 anni sembrano tanti, in realtà fai tante cose, per fortuna insomma, siamo riusciti a realizzare anche molte cose lavorando veramente tanto, però molte cose, le progetti, le sistemi, hai bisogno ancora di uno spazio di tempo magari per vederle iniziare o addirittura completare, quindi credo che se non succedono cose particolari, sì, sia d'obbligo provare a fare il secondo mandato, ecco, anche come dire, nell'ambito territoriale, visto le relazioni che siamo riusciti anche a mettere in piedi, è bello continuare questi tipi di progettualità.
Durante il primo lockdown in particolare ci siamo sentiti anche in riferimento all'ANCI, tu sei coordinatore dei piccoli comuni ANCI e avete diverse convenzioni, insomma cioè, come coordinatore hai gestito anche diversi problemi dei piccoli comuni. I piccoli comuni sono la vera rete che tiene su, secondo me, lo Stato. Abbiamo in Italia 8.000 e rotti comuni. Ci sono comuni grandi e sono delle come dire, entità che riescono a strutturarsi. I comuni piccoli sono tenuti su da personale e amministratori che dedicano veramente non tanto a un lavoro, a una missione, tutto quello che fanno, quindi una grande passione. E credo che vadano valorizzati al massimo perché sono la vera rete che sostiene le nostre comunità, che fanno sintesi con le associazioni, che fanno dalla parrocchia all'entità delle scuole, quindi vanno veramente sostenuti e devono trovare tra di loro la possibilità di mettersi in rete per discutere dei problemi che hanno nell'ambito territoriale oppure nell'ambito anche delle associazioni come per esempio facciamo come ANCI. È un percorso questo, stiamo lavorando molto anche a livello nazionale come consulta, soprattutto in questi momenti di Covid. Alcune cose che abbiamo proposto sono state recepite, e speriamo che si continui un percorso virtuoso di ascolto delle piccole entità che il Capo dello Stato non definisce piccoli comuni, ma dice comunità meno densamente popolate per dare dignità al ruolo dell'entità locale. Certo. Io ti ringrazio perché il tempo è terminato, avremmo avuto altre cose da aggiungere sicuramente, ma verrò io a questo punto a Ruda per vedere le bellezze e parlarne assieme al sindaco e alla giunta e anche tutti i volontari, perché hai citato la protezione civile, abbiamo visto anche nelle foto, e insomma sono tante le persone che stanno vicino e aiutano l'amministrazione comunale e la comunità stessa. Sì, questo è molto bello, ti aspettiamo volentieri. A Ruda, come in tutto il Friuli, si mangia e si beve bene, insomma. Però il sindaco si tiene in forma, nonostante si mangia e si beve, sì. e adesso io l'ho disturbato perché questo sarebbe stato il momento della ginnastica mattutina del sindaco, adesso lo lascio a fare ginnastica. Va bene. Grazie. Recupero subito. Grazie a Franco Lenarduzzi, grazie mille, buona giornata, buon lavoro. Ciao, grazie. Grazie. Ciao. Facciamo una piccola pausa per la pubblicità e poi torneremo in diretta alle 7 tra poco.